Allora, con Marco Tremolada, autore tra l'altro di un bel gol questa sera, senti, una miglior partita da tanto tempo a questa parte, giusto? Possiamo dirlo? Sì, diciamo che abbiamo ritrovato quella continuità che avevamo perso verso la seconda metà della Coppa Italia e questo lascia ben sperare per il continuo del campionato. Senti, avete mostrato soprattutto carattere resistendo in inferiorità numerica per almeno 5 o 6 minuti, tra l'altro trovando pure un gol in quel frangente, quindi vuol dire che il lavoro fatto soprattutto sul carattere e sulla testa sta funzionando? Sì, diciamo che il power play avversario l'avevamo preparato bene e infatti si è visto che siamo riusciti a difendere senza grossi problemi il 4 contro 3 per gli avversari e nonostante questo è anche comunque una grande prova di forza riuscire a non subire in un'inferiorità numerica. Tra l'altro un Bassano che era molto ordinato e molto ben messo in campo, quindi è stata una partita molto ordinata con le difese molto meglio gli attacchi. Sì, sempre complimenti agli avversari, un'ottima partita da parte loro, soprattutto dietro. Siamo orgogliosi anche noi della nostra fase difensiva, a giocare contro una squadra di questo spessore, con dei grandi difensori come loro è sempre complicato, però tutto sommato possiamo rimanere soddisfatti di questa prestazione. Grazie Marco.